Quale opposizione si prepara in Regione Veneto di fronte a una maggioranza omogenea, come non accadeva dai lontani tempi del monocolore democristiano? In passato i toni erano decisamente più accesi di questo avvio di legislatura. Credo che la sfida per il Veneto sia importante, che meriti ovviamente un approfondimento, tutto quello che riguarda ovviamente il lavoro, il sistema impresa, ma poi anche le infrastrutture, la sanità, il sociale. Quindi come opposizione abbiamo chiesto che venga dedicata una discussione per approfondire questi temi. In qualche modo è una novità anche quest'area un po' particolare che si respira, un'opposizione e maggioranza che dialogano, non capitava molto spesso in passato. Ma io quando sento parlare di anticorruzione, di taglio ai costi della politica e di consumo zero del suolo, ovviamente mi si aprono le orecchie e divento attento, però sono sempre sul chi va là. Infatti purtroppo troppo spesso ci siamo visti passare queste cose sotto il naso solo come parole e mai come fatti. Noi siamo qua solo e unicamente nell'interesse dei cittadini perché diventino concreti fatti reali. Non potrà essere un idillio eterno, ma il rispetto è una componente apprezzata da entrambe le parti. Ho apprezzato l'opposizione con gli interventi fatti, a iniziare da Alessandra Moretti, di questa collaborazione. I veneti da noi si aspettano leggi, si aspettano discussioni, ma si aspettano leggi e che si risolvano i problemi. Uno per tutti il lavoro. Lei è un ex componente della giunta precedente. Quanto è mancato nella scorsa giunta invece questo contatto tra giunta e consiglio? Purtroppo io che avevo anche la delega ai rapporti col Consiglio è una cosa che vedevamo soprattutto per problemi interni ai gruppi, una cosa che invece appunto vedo in questo momento, vedo veramente un'unità di intenti e anche una solidità dei gruppi presenti in aula, parlo sia di maggioranza che di opposizione, che mi auguro, spero appunto renda chiaro chi è maggioranza, renda chiaro chi deve controllare e verificare e fare giustamente il lavoro di minoranza e di opposizione. È una cosa che purtroppo la scorsa legislatura non sempre è stata così chiara.